la barona, cerca. Oh, Arlecchino, t'ho da dare una grande notizia. Sentimo. Guardami. Che cosa vedi? È il solito Pompalugo. Guarda meglio, sono sposo. Chi siete? Non vedo l'ora di andare a dirci alla mamma. E chi era la sposa? Indovina. È la Fusi. No. La sarà. Quella altra. Ma la sai che dica? Non la puoi indovinare. E don Canisella V. È la figlia del signor Pantalone. Ma se non c'è un pantalone la signora Beatrice che resta delle barube. La mia signora Mare mi ha dato licenza. Il signor Pantalone cosa dice? È contentissimo, è proprio qua. In questo momento mi ha assicurato che la fiola è fatta. La fiola là sei fatta? Sì. Ma Verona se la sa diventare la capitale della droga. No, quello succederà più avanti. La scrittura, il contratto è fatto ditto, fatto. Va bene, ne con solo. Ma è possibile. Presto, andiamo dentro alla mamma. Ande pur da parfumi, bisogna che vada dal nodaro. E il signor Agapito, Sapientone. So, detto, eccetera. Quello che scriverà il mio contratto. Avevo parlato, scusa. Ancora. Guarda che tu sei stato il primo incontro per far nassa alla sentina. E cosa credi che dovrai dirci la prima volta che ci parlo de visu? De visu? Dai, fammi sentire. Potresti dire, per esempio, è tanto tempo che sospirando per i crini della vostra bellezza. No, i suoi capelli non li ho mica veduti. No. Allora, che sospirando per le pupille sfavillanti delle vostre luci. Non ho veduto neanche i suoi occhi. Ma cosa vi ho visto? Neanche la faccia. Sì, ma coperta dal ventaglio, la ventana, i sandali sono puliti così. Allora ti sei così. È tanto tempo innamorato del vostro zendale. No, il zendale non innamora. Ma se non avevi visto altro. Insomma, ho veduto. Vabbè, allora dici così. Essendo innamorato della vostra immaginaria bellezza. No, voglio mica mettere la cosa in dubbio. Ma se non sapevi niente di sicuro. Come non so niente di sicuro? Il signor Pantalone mi ha assicurato che è fatta e detta. Vabbè, allora così. Bellissima fata hai detto. Sei un asino. E le dice anche il proverbio. Che cosa? E il becco che dice cornuto al bo. Va. Lasciami provare. Benissima fatta e detta, che non vi ho visto i crini che avegli anche agli occhi, però mi immagino. Che vi ho fatto ridere fin dal primo istante.